Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla Splash Live del vostro Marietto Veneziano. Oggi mentre stavo cercando su internet dei monumenti ai caduti italiani dalla seconda guerra mondiale, no? Sono entrato in un PDF del comune in cui stavo cercando il monumento, in cui c'era un signore che diceva una cosa molto importante. Non è niente a riguardo dei caduti, ma è qualcosa che è importante, no? Chiaro che è una frase detta, ridetta, trita, ritrita, che tutti i guru dell'informatica, dell'informazione, non informatica come computer, ma dell'informazione, spammano a destra e a sinistra facendo finta di essere dei guru della comunicazione, ma diceva più o meno così, la frase. Se pensate che l'istruzione costi, provate l'ignoranza. La ripeto, se pensate che l'istruzione costi, provate l'ignoranza. E quando ho letto questa frase, anche se insomma quello che l'aveva scritta non era certo uno che lanciava il sasso e metteva lì in prima linea la mano, ma diciamo, sapete quelli che lanciano il sasso, però la frase, anche se trita, ritrita, detta in tutte le salse da tutte le persone che vogliono farsi passare, aveva un fondo di verità. E qui oggi il vostro Marietto vuole parlare di questa cosa che insomma è importante, avere la conoscenza, e la conoscenza ormai sapete che è quella esoterica. Chiaro che c'è anche la conoscenza degli orologi, delle pinne, insomma, di tutto, di fare la pasta bene, insomma. Però oggi parliamo ancora delle conoscenze esoteriche. E la prima cosa che dobbiamo vedere è che, secondo me, almeno quelli che seguono un po' il Marietto, arrivano nel diario del Marietto e al posto che incominciare a usare il mouse e cercare, perché il Marietto mette certi circuiti. Ciao Sara, grazie di essere unito. Ciao Marzia. Allora, il concetto è che quando io metto dei circuiti nel diario o nella pagina o nei gruppi, parto sempre presupposto che qualcuno si sia dato la pena di essere andato nel sito del capitano.altervisto.org e abbia scaricato gli ebook, oppure abbia seguito alcuni thread sui gruppi di Telegram. Se non si è ancora iscritto può iscriversi, no? Oppure che abbia visto le pillole che sono gratuite. Invece le persone arrivano sul diario, no? E appena vedono un circuito non vanno nel sito del capitano.altervista.org, non vanno nel canale gratuito del Marietto Veneziano, non vanno nei gruppi Facebook, non vanno in Telegram, no? Ma fanno la domandina. Già sono dei circuiti che 5-6 anni fa li vendevano 30 euro cada uno, più le spiegazioni che si pagavano a parte, no? Già dovrebbe essere felice. No, lui, no, oltre a non pagare niente, o lei, fa la domandina a cosa serve. Magari l'ho già spiegato 2 o 3 volte anni fa e ci sono delle pillole che lo spiegano. Basta accendere il tubo, no? Cercare Marietto Veneziano e cercare la soluzione. Oppure lo legge direttamente negli ebook, no? Quindi capite che siamo di fronte a colossi, a personaggi di questo stile, di questo. Chiaro che magari c'è qualcuno che il Marietto non l'ha mai visto in vita sua, no? E pensa ma non è così che funziona, no? Non è che così che funziona. Bisogna un attimino, capite? Quella frase che ha scritto questo tipo su questo PDF, no? Se pensate che l'istruzione costi, provate l'ignoranza. Quindi iniziare bene col Marietto è darsi una mossa e cercare delle soluzioni. Il Marietto le mette gratis per tutta l'Italia, ve lo ripeto per chi vedrà per la prima volta questo e sentirà questo video,
Ciao Carmen, ciao Antonella, ciao Giulia. Quindi il Marietto ha già messo più di 20 ebook che hanno scaricato quasi 150.000 persone, gratuite, e lì dentro ci sono tutte le istruzioni. Quindi se non volete provare l'ignoranza, è meglio che incominciate a darvi una mossa con le istruzioni, perché ve l'ho spiegato, siamo in quel periodo un po' particolare dell'Italia che deve incominciarsi a rendere conto che abbiamo perso la seconda guerra mondiale, siamo riusciti a perdere la prima, abbiamo perso un sacco di soldati al fronte per salvare questa Italia, e anche se siamo riusciti a perdere tutto quello che si poteva perdere, siamo diventati la quinta potenza economica mondiale nel 1990 circa. Quindi non è che se c'è sempre andata bene questo è una garanzia che anche domani andrà bene, perché vi voglio ricordare che il Libano fino a qualche anno fa, 20 anni fa, era la Svizzera del Medio Oriente, quindi se è andato male loro sicuramente noi dobbiamo essere pronti. Quindi non incominciamo a venire al diario Marietto Veneziano, sedersi, fare la domandina, perché non è così che funziona. Chi inizia a seguire Marietto Veneziano va nel sito capitano.alterviste.org e ha due chance: capire che l'istruzione costa, o se no provare l'ignoranza. Questo è un fatto importante. Poi ritorniamo invece alle cose per chi segue già Marietto Veneziano. Ricordiamoci, oggi è mercoledì alle 20:30 abbiamo le live splash gratuite delle Sibille e del pendolino nel canale Marietto Veneziano. Venerdì abbiamo le live splash sempre Sibille nel canale di Hildegarda. Se non sapete ancora chi è Hildegarda, perché questo video lo vedranno 150-200 persone, di cui sicuramente un centinaio è nuovo, basta che vai nel canale YouTube e cerca Hildegarda, ed è una bravissima esoterista, tra le più performanti attuali che la nostra Italia può dare. E poi sabato alle 14, sempre nel canale Marietto Veneziano, ancora le live. Quindi avete sempre questa finestrella, si fanno le domande con nome e data di nascita. Ed educazione, non venite a fare i tipi, non venite a fare i tipi, no? Giusto Sara, hai ragione, non venite a fare i tipi che mettono Sagittario, Toro, lui mucca volante, sapete quelle cose lì un po' da New Age, no? Oppure fiamma gemella, io fiamma gemella, lui è extraterrestre. Educazione, se vi dico data e nome, mettete data e nome. Poi una bella domanda di una persona che mi segue da un po', l'ho letta nel tubo, e fatto una bella domanda: ma perché i circuiti del bene, insomma quelli che fanno bene, ci mettono di più tempo di quelli che in fondo fanno le birichinate? Allora qui il concetto è molto semplice, perché qua siamo dentro una palude, no? Osho prendeva sempre esempio i fiori di lotto, no? Quando uno emerge diventa un fiore di lotto dove sotto è una palude ma sopra c'è un bellissimo fiore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qua siamo nella cioccolata più estrema a livello vibrazionale, e quindi come si suol dire, le energie buone, quelle che dovrebbero aiutare, fanno una fatica immensa a entrare in questo piano vibrazionale. Quindi se voi volete fare un legamento, chiaramente se usate entità basse, molto probabilmente il legamento funziona al primo colpo, in pochi mesi arriva, però è chiaro che poi c'è il prezzo a pagare. Se fate un legamento con le entità alte sarà molto più lento, alla fine si avrà lo stesso risultato, ma chiaramente non c'è nessun tipo di prezzo da pagare. Capite? Ciao Simonetta, ciao Mattea. Quindi capite che è normale che i circuiti che cercano di fare del bene in questo, come si suol dire, in questo contesto, facciano molta più fatica e ci mettono molto più tempo. Anche perché se ad esempio vi si siano attaccati dei parassiti astrali, dei vampiri energetici, dei fantasmi, qualsiasi altra cosa, questi non è che stanno lì a dormire quando sentono che voi attivate un circuito
e lo volete praticamente togliere. Questo qui diventa ossessivo, diventa un'entità che li spacca in due. In più, tra l'altro, ci sono, come diceva quel tale, no? Molti lupi travestiti da agnelli. Voi andate a fare un corso per trovare il vostro sé e dopo 2 settimane cominciate a parlare, il vostro corpo è preso da parassiti strani, cominciate a parlare con la voce di entità e cominciate a pensare che vi parla Cristo, il Michelangelo, l'arcangelo. Insomma, capite? La situazione non è così delicata, no? Mi vogliono far sembrare che la gente, ve l'ho spiegato tante volte, cioè non è che quando voi fate un rito operativo magico sono loro che scendono, siete voi che salite, capite? Ciao Mattea. Quindi bisogna ricordarsi sempre questa massima detta a questo tipo: se pensate che l'istruzione costi, provate l'ignoranza. E vi ho già spiegato che alcune volte l'ignoranza costa tanto, per il semplice fatto che poi, vedete, la gente pensa faccio questi 20-30 anni, no? Come quando uno dice meglio i soldi subito maledetti che dopo. Il problema è che quando arriva il conto arrivano cose brutte, no? E poi uno dice se l'avessi saputo prima, le classiche frasi stracotte come quella che vi ho detto. Però il concetto vale sempre, Se qualcuno vuole studiare deve sputare sangue, non basta una vita, no? Non basta una vita, non è che voi pensate che comprare un libretto dite 4 cose, è un piccolo inizio, no? Un piccolo inizio. Guardate che per diventare un mago ci vogliono 15-20 anni di operazioni, bisogna un'istruzione immensa, bisogna... In Tibet questi piccoli bambini li prendono in fasce e per 12 anni non li mollano, fin quando il subconscio è ben stato strutturato. Dopo nessuno ti può togliere qualcosa dal subconscio se per 12 anni hai avuto un'istruzione adeguata. Non è che voi potete pensare, leggo 4 libri di magie, prendo la spada, faccio 4 spadate e sono diventato il mago del quartiere. Se uno è un mago apprezzato adesso perché nella vita prima aveva avuto un'istruzione adeguata, capite? Se no trovate, come vi ho detto, quelli che andavano a rubare le radio e si riciclano e poi dopo vi chiedono 3.000-4.000 euro per un'operazione perché devono pagare gli affitti, no? Siete voi che gli pagate l'affitto di 3-4 studi, no? Così, no? Quindi ricordatevi, quando metto i circuiti, datevi una mano, una mossa, andare a cercare le soluzioni, perché il marietto ve le date gratis. Se invece volete una consulenza si paga 20 euro 45 minuti solo su WhatsApp e solo PayPal. Se non avete PayPal lasciate stare che il marietto non ha bisogno del resto. Lo so, sono un poco elegante, ciao Doriana, però sapete, patti chiari e amicizie lunga. Poi ritorno un po' sui bandi. Perché si fanno? Perché alcune persone mi hanno contattato, chiedono questi bandi. Il bando generalmente si fa dopo le pulizie, dopo magari avere attivato anche, perché c'è gente che fa il bando per tenere unita la propria coppia. Cioè magari sono gente sposata e sta andando tutto bene, ma per performare, per tenere unita ancora la propria coppia fa il bando. Cioè non è che il bando lo deve fare chi è in disgrazia. Il bando è meglio che lo faccia uno che stia bene, mi spiego. Queste multinazionali che hanno questo stormo di esoteristi non è che stanno male, né? Queste stanno bene, ma dicono, visto che è una percentuale irrisoria della nostra, come si dice, della nostra cifra d'affari, noi per perpetuare la nostra forza continuiamo a fare bandi o riti operativi e quant'altro, no? Quindi non è che il bando si fa quando si sta male. Ascoltatemi bene, cari amici. Il bando è meglio farlo quando si sta bene, così da prevenire intrufolamenti vari. Perché molti incominciano a fare bandi quando cominciano a star male. Bravo! Se hai 10 o 20 larve astrali, se sei piena in fetta di vampiri energetici, se ti sei fatto una corazzata di amici che ti spolpano vivo o viva, hai voglia te dopo correre e chiudere la stalla quando le vacche sono uscite.
capite che diventa, ciao Gianfranco, diventa molto più difficile per tutti. Quindi ricordatevi che i bandi di Saturno, di Marte, l'ideale è farli quando si sta bene, quando praticamente si ha tutte le energie possibili e immaginabili per poter perpetuare uno stato di benessere. Però purtroppo, come vi ho spiegato, degli esoteristi di solito la gente ci va quando al fondo schiena piatto, no? Quando non sa più che pesce pigliare. Però dopo la cosa diventa molto più difficile. Poi si dice l'esoterista non funziona. Non è che non funziona, è che quando si inizia una strategia ci vogliono, come si suol dire, dei meccanismi, prima di tutto collaudati che funzionano, e poi ci vuole tempo. Non pensate che certe industrie o certe multinazionali in un anno o due siano diventati fiorenti perché erano bravi e belli intelligenti, è perché hanno continuato a lavorare, o certi studi di avvocatura, o certe banche, o certi studi medici, no? Non è che a un certo punto sono diventati bravi e belli perché sono i più intelligenti del paese, no? È perché hanno lavorato coscienziosamente anche con l'esoterico. Chiaramente non tutti, ma la gran fetta è così, no? Capite? Dentisti anche, fisioterapisti, insomma, una grande fetta di persone che ha capito l'importanza delle energie, chiaramente ricorre, ma non ricorre quando è, capite, il re nudo, ricorre quando è nel pieno delle forze, così da perpetuare il suo benessere. Questo è buongiorno Gianfranco, questo è importante da capire, no? L'altro ieri ho fatto questa pillola sui bandi di Saturno e di Marte. Chi non l'ha ancora visto meglio che se lo vada a vedere, così che capisce l'importanza di avere queste protezioni sempre e ovunque, no? Poi penso che per oggi ho detto tutto, no? Ricordiamoci questo tipo che aveva preso questa frase riciclata, che per me va benissimo, cioè l'istruzione costa, ma provate l'ignoranza e capirete la differenza. Questo è importante, quindi quando andate nel diario di Marietto vedete un circuito, non scrivetemi sotto la classica domandina a cosa serve. Prendete il mouse, andate nel sito del capitano.intervista, più di 150.000 persone l'hanno già scaricati, lì ci sono le istruzioni, sono gratuite, non vi costa niente. Oppure, se siete ancora più come performanti, potete andare nel canale del Marietto Veneziano, iscrivervi così da essere sempre aggiornati e guardarvi tutte le pillole. Sono gratuite, nessuno vi chiede niente, io non vi devo niente, voi non mi dovete niente, ma non state a scrivermi a cosa serve, perché lì mi fa rendere conto che ci sono persone che, come capite, non hanno molto bene in chiaro cosa sta avvenendo in questo momento nella nostra nazione. Quindi un po' di olio di gomito, buona volontà, seguite le pillole anche di Hildegard, che ne ha più di 500 nel suo canale, da me ce ne sono 950 circa, quindi è aperto a tutti, ma l'importante è non fatemi leggere o in PVT quello che mi viene a dire, guarda, ho sognato questo circuito, ho trovato questo. Io ormai ho il mio materiale fatto, studiato, collaudato, funziona, non mi interessa il materiale degli altri. Non venitemi a chiedere cosa ne penso di Caio Sempronio, perché non me ne può interessare più di tanto. Io vi posso raccontare quello che ho visto io, ma degli altri proprio non ho tempo da perdere. Bene, cari amici, grazie. Ciao Nicoletta, grazie di esserti unita. Quindi detto questo, posso chiudere qui. Vi ricordo che questa sera alle 20:30 nel canale Marietto Veneziano ci sono le live col pendolino, risposte gratuite, pendolino e Sibylle. Per i nuovi che vedranno sono tutti invitati. Ricordatevi sempre nome e data di nascita. Educazione, si risponde a scaletta, che arriva prima chiaramente ha diritto alla risposta e è in caduta libera. Poi dopo una cosa importante, non rifate sempre la stessa domanda, perché in ogni caso io rispondo solo a una domanda, no? Perché ci sono alcuni che vogliono fare 2 o 3 domande, rispondo solo a una domanda. Se avete bisogno di consulenza sapete PayPal, WhatsApp,
e il marietto per 45 minuti è con voi. Vi ricordo anche che per chi vuole, no, sono ormai esauriti anche i ciondolotti che costano 150 euro del vostro marietto, può ordinarli, pagamento in anticipo, e chiaramente vengono programmate, fatte. Per chi non sa che cosa sono, nel sito capitano.altervista ci sono questi pendaglietti della albero sefirotico che hanno dentro delle programmazioni di difesa per i tempi che verranno. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto, grazie di avermi ascoltato. Questo video lo vedranno 150-200 persone entro stasera. Grazie e alla prossima, ciao!